a leggenda di Viga di Lorzu. Allora, Viga di Lorzu si trova accanto al paese di Vilanova, tra Ajaccio e Alata, da retto a Punta di Lisa. Per chi Viga di Lorzu? E con una viga, e con un orzo, e due insieme un orzo che tacca carello. Allora, sta leggenda vi la do da ledia. Partendo di Vilanova, nella strada di Capodiveno, ci si trova una sorgente, due livunivati, un bitoio e un lavatoio. A fine del XIX secolo, a spesso là, spariano i capri e non si trovava più che tracce di sangue. A capo di qualche settimana, un capraggio che voltava in paese di notte dice di aver visto un'ombra tammanta in gli scodi sopra sorgenti. Pensai che lo fosse stato un orso che a vederlo se n'era fuggito. Non si vede mai più a bestia dopo e capri non ne spari più. Ma da tanto a viga che si trova sopra sorgenti si chiama a Viga di Lorzu. Ma orti in Corsica? Non ce n'è mai stato. Falso. È vero, orti ce ne sono stati. E con una spiegazione. Di 1906 orsi sono stati ritrovati da un scientifico inglese, Forsyth Major, e Uditedo Costa, in due in fango. Dopo ricerche sono stati fatti, ma a grotta di Lorzu non è mica stata trovata. Qui era di 1955. Ma storzo qui, sarà un vero corso o viene d'altro? Ci voleva sapere che la presenza di l'orso in Corsica è evocata da cronisti a partire del XVI secolo. Tanto sono armati uomini da cacciare l'orso per proteggere i paesani, ma di no i capi. Oppè, ha trovato un cignaro soli oggi. E tu, che hai fatto? E io, 5 orsi. Vuoi mangiare con me? A principio l'orso è stato portato da mostrare l'animale ai paesani. Allora, certi dicono che l'orso era qui non solo all'uomo, in Corsica, inteso, ma mancano i prove. Di cui ne parlerà in un futuro. Ora si passa a Viga. L'arboro a Viga che dà un frutto o vigo. Cosa da rimarcare in corso è che, spesso, l'arboro e il frutto formano un paio. L'uno è maschile, l'altro femminile. A mela viene di un melo, a pera di un pero, a castagna un castagno. Ciò che è strano tanto è che il vigo, il frutto, è maschile qui. Quando a viga è femminile, l'arboro, c'è stata un'inversione di genere. Di più, in latino, a viga è il frutto quando ficus è l'arboro. Un punto di cultura. In una tradizione giudea, il vigo è il frutto di un male. In italiano, fica insegna il sesso femminile. E il vigo viene da Sia. Allora, per compiere Viga di Lorzu e i due agi di Vilanova, hanno da essa restaurati, vi metto legamo sotto. Ne approfitto per rendere omaggio a un orso il più bello. Un orso corto.